Buongiorno a tutti, mi presento, sono Davide Vicario, sono responsabile marketing per Bayer per Veneto e Friuli. Oggi vi parlerò di una linea di difesa, quindi una linea di difesa antipronosporica, in un contesto di continua evoluzione. E per parlare di questo volevamo partire con delle foto riportate dello scorso anno, la campagna che abbiamo passato lo scorso anno. Chiedo scusa per le animazioni, c'è stato un piccolo problema, comunque erano 4 grafici dove riportavano una piovosità media, okay, su tutti gli areali della provincia di Treviso, e questo è stato il risultato. Quindi abbiamo avuto un'annata, come non serve comunque enfatizzare più di tanto, come diceva anche il Presidente prima, comunque con una forte pressione di peronospora. E soprattutto un altro aspetto è, come hanno descritto molto bene i relatori che mi hanno preceduto, siamo in un contesto di continua evoluzione. Vediamo come le molecole sono sempre meno e soprattutto anche in un panorama futuro dovremo sempre di più quindi ottimizzare e iniziare a utilizzare al meglio le molecole che oggi abbiamo sul mercato. E per questo oggi vi parliamo di fosfatidi d'alluminio. Sono conscio che stiamo parlando di un principio attivo che ha più di 1000 anni sicuramente, ma vogliamo soffermare la presentazione su alcuni aspetti che molte volte sono stati nascosti o magari omessi. Perché? Innanzitutto, trattamento con fosfatidi d'alluminio, volevo ricordare che quando si distribuisce il prodotto abbiamo una separazione dell'alluminio dal fosfatile, perché il fosfatile è la parte attiva contro i funghi patogeni. Di conseguenza un'attività sistemica molto elevata, perché abbiamo sia per via acropeta che basipeta, che questo cosa ci dà in un contesto come lo scorso anno di continua crescita vegetativa, in un contesto dove i prodotti comunque di copertura venivano dilavati quasi giornalmente. Avere un prodotto con una sistemia molto elevata sicuramente ci dà una mano nel controllo del principale patogeno, che è la peronospora. Di conseguenza un'altra caratteristica che qualche volta viene nascosta e non presa in considerazione è l'induzione della difesa, ma soprattutto, come riportato qua, la resistenza acquisita dalla malattia, perché il fosfatide d'alluminio è uno dei pochissimi principi attivi che lavora sul SAR della pianta e di conseguenza abbiamo una pianta che è in grado di difendersi in ogni fase fase fenologica dall'attacco di peronospora. Inoltre, ma non meno importante, è l'attività diretta sul fungo patogeno, perché il fosfatide d'alluminio ha un'inibizione contro lo sviluppo del micelio e di conseguenza è un'ulteriore arma a sostegno per ovviamente controllare questo fungo patogeno. Come dicevo prima, appunto, lo sviluppo del micelio viene bloccato in maniera diretta. E questo è un confronto su una vite non trattata e non trattata con fosfatidi d'alluminio, come dicevo prima, che c'è un rilascio veloce e soprattutto abbondante, e questa stimolazione delle difese che lavorando sul sistema acquisito della pianta durante tutto il corso della stagione abbiamo che una pianta è sempre pronta a difendersi da un attacco di peronospora, che è una cosa importantissima soprattutto dell'utilizzo del principio attivo fosfatil come partner all'interno di una strategia antiperonosporica. E qua riassumiamo un po' i punti, diciamo, cardine, magari qualcuno che si conosce molto meglio, qualcuno un po' nascosto, che secondo me vogliamo fare fronte e descrivere al meglio per, diciamo, introdurre questo principio attivo nuovamente, che negli anni magari è stato un po' abbandonato, in una strategia antiperonosporica. Come dicevo prima, agisce direttamente contro la peronospora, ma soprattutto agisce anche indirettamente, perché lavorando sul SAR della pianta abbiamo questo sistema acquisito e quindi sicuramente aiuta in maniera diretta la pianta. E soprattutto, innanzitutto, migliora anche la penetrazione e la traslocazione all'interno. Abbiamo visto che è un principio attivo con una sistemia molto elevata, sia acropata che basipeta, e in una fase come ad esempio il mese di maggio o anche più avanti nei mesi di giugno e luglio, quando abbiamo una vegetazione comunque importante, un accrescimento giornaliero, abbiamo una copertura completa della nostra vegetazione e della nostra chioma. In ultimo, ma non meno importante, si parlava anche prima, Fiorello ha fatto una citazione, ha un'attività contro il mal dell'esca e contro il black rot, grazie alla sua attività quindi diciamo di innalzamento delle barriere naturali. Questa è una strategia che oggi Bayer propone, una strategia che, diciamo, che può essere una proposta sul mercato, dove ci siamo all'interno prodotti le nostre referenze, ma soprattutto anche ovviamente una strategia integrata, ovviamente dove si segue con le classiche 2 coperture iniziali. Vedete qua un nuovo nome, Melody Flex, che sarà il nuovo nome commerciale della nostra referenza a base di Provalicarb, perché anche qua in un'ottica di rinnovo delle molecole, soprattutto bisogna iniziare a riprendere in mano determinati principi attivi come l'Iprovalicarb.
E vedete il nome del profiler, il nuovo nome commerciale dell'R6 Albis, sempre comunque a base di flopicolide e fosetil. Si prosegue la stagione quando arriviamo in fioritura con delle soluzioni comunque secondo strategia aziendale, per andare a chiudere nella fase post fioritura con il nostro prodotto Valiant Flash, quindi una miscela a 3 vie di fosetil d'alluminio, cimoxanil e folpet e R6 Bordeaux, quindi rame più fosetil. Capite bene come il fosetil sia la base di tutta la nostra strategia, quindi non è il singolo prodotto, ma è ciò che accomuna una strategia a difesa antiperonosporica. Per fare questo abbiamo voluto non portare delle prove, ma è un prodotto che ormai è conosciuto ampiamente, ma delle foto rappresentative fatte dal collega, qua siamo a Gogo del Moticano, in un'annata che tutti conosciamo, diciamo, ci ricordiamo molto bene, della pressione peronospora che c'è stata nel 2023, su una strategia a base fosetil. Queste sono foto fatte fine luglio, primi di agosto, quindi della chioma, quindi vediamo quindi un controllo completo della peronospora e soprattutto anche qua, se andiamo a vedere i grappoli, quindi diciamo, vediamo un attacco sia a livello di severità che incidenza quasi nullo. E in conseguenza vediamo come i partner assieme a fossili d'alluminio, sempre quindi una difesa che parte dall'inizio aprile fino a mese di luglio, primissimi di agosto, vediamo come anche in annate sfidanti, come lo scorso anno, utilizzando delle molecole altamente, con una sistemia molto elevata e con varie caratteristiche che vanno a aiutare il controllo della peronospora, riusciamo ad arrivare alla raccolta con un'uva sana e soprattutto con una buone produzioni. Io vi ringrazio e lascio parola ai colleghi.